grande. Non possiamo andare avanti fingendo di giorno in giorno che qualcuno da qualche parte presto sta un becco. Allora un attimo, scusami. Fate un attimo di silenzio, se no non sentite che cosa devi dire. Silenzio! Prendi la casa. Arriva un momento in cui ci troviamo di fronte a una chiamata. C'è gente che muore ed è tempo di tendere una mano alla vita, il dono più grande. Non possiamo andare avanti fingendo di giorno in giorno che qualcuno da qualche parte presto cambi le cose. Tutti noi siamo parte della grande famiglia di Dio e in verità sai che l'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce. Quindi cominciamo a donare. È una scelta che stiamo facendo, stiamo salvando le nostre stesse vite, davvero costruiremo giorni migliori proprio io e te. Manda loro un cuore, così sapranno che qualcuno si prende cura di loro e le loro vite saranno più forti e libere. Come Dio ci mostrò mutando le pietre in pane, così tutti noi dobbiamo porgere una mano in aiuto. Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce, quindi cominciamo a donare. There goes the time when they gave us such a
luci? Abbiamo le luci? Bene. La pace inizia con un sorriso, diceva Madre Teresa di Calcutta. Questo è il nostro messaggio di pace. Come farfalle che volano libere, così vorremmo che tutto il mondo fosse così libero di volare. Non ci dilunghiamo troppo perché abbiamo, purtroppo dicevo uno, abbiamo tanti bambini che cantano stasera. Siamo arrivati alla 58esima edizione. Facciamo ancora un applauso a queste ragazze, bellissime. Ci accompagniamo all'uscita. Anche ragazzi. È piaciuto questo? Non lo possiamo rifare mai più, va bene. Allora, dicevo, siamo arrivati alla 58esima edizione di questo carnevale, pensate. Io da bambino ci ho cantato male, ma ci ho cantato. Penso che in questo paese nessuno o quasi nessuno si sia salvato dal palco di Propania, anche se adesso siamo all'Aniston. Ricordiamo sempre che questo è il carnevale parrocchiale del nostro paese. 58 anni non sono pochi, tenere una tradizione così a lungo nel nostro paese non è facile. Noi ci stiamo riuscendo, piano piano stiamo cercando di andare avanti. Ed essendo il carnevale parrocchiale, con l'obbligo inviterei il padrone di casa, anche se qui non siamo in Romania, Don Dottoni, per portare un saluto. Eccolo qui, accogliamolo con un applauso. Eccoci qua. Intanto farei anche un applauso a questi ragazzi della band, poi che sono uno a uno. Non hanno fatto niente, sono improvvisati stasera, non hanno preparato i bambini, non hanno fatto niente. È tornato un Dottoni su questo palco. Avanti. Allora, Don Dottoni, quando è stato in questo messaggio di pace, penso che lei meglio di me saprà dire qualcosa. Bellissimo. Intanto è stupenda la visione di questo incontro, di tanti che si incontrano, che stanno insieme, che amichevolmente, proprio dico da fratelli, si ritrovano per un momento di gioia e di festa. Ed è ancora più bello poi vedere tanti bambini. Grazie allora a voi che realizzate questa bellissima visione. Grazie ai bambini che hanno letto il messaggio iniziale. Complimenti a voi bambini, credo che loro rappresentino tutti gli altri bambini del desiderio, del proposito, dell'impegno di essere luce nella società e nel mondo. Credo che davvero abbiamo bisogno di luce. Il buio purtroppo tante volte lo creiamo noi grandi, lo creiamo con la violenza, con la guerra, con l'ingiustizia. Ecco, voi davvero siate, e questo è il mio augurio, luce per la società, per la nostra comunità, per il mondo tutto. Grazie chiaramente a coloro, gli amici di Achillus, che tutti gli anni per la 58esima volta vabbè, per prima non c'eravate, però ecco, davvero portate avanti questa iniziativa, e a coloro che ecco, hanno collaborato con loro per rendere tutto questo reale, concreto, bello. E allora auguro davvero di cuore un grandissimo festival, che davvero il Signore ci doni di ritrovarci per il 59esimo, 60esimo, 70esimo, quanto il Signore vorrà. Auguri a tutti e buon festival! Io accenderei anche un pochettino di luce in sala adesso, se è possibile, un pochettino di illuminazione. Bene,
Siccome i bambini sono tante, le canzoni sono tante, io non mi dilungherei veramente più di tanto, ma chiederei solo uno stacchetto al compresso, alla Promania Svendi, di fare uno stacchetto nel mentre che prepariamo per i bambini. Massimiliano, ci siete? Bene. Intanto Giorgio, Pachito, Marco, Ernesto e Massimiliano sono quelli che hanno preparato i bambini per cantare. Fate di un applauso perché hanno suonato le protezioni senza camicie per preparare i bambini. Grazie a loro sei compresi avanti. Non chiede niente di te, hai bisogno di me. sempre bravi e competenti e professionali. Allora, possiamo iniziare il festival, cosa dite? Possiamo far cantare i bambini? Sì? Allora, chiamo a cantare, ma lo posso fare io? Allora non devo fare io chiamare i bambini a cantare. Chi lo fa normalmente? Ma
Allora, lo fanno le mie inestimabili, bellissime, intramontabili ballette Tiziella e Marziana. Eccole qua, bellissime, nova già. Date il microfono alle ballette. Cosa dite? Sono presentabili? Sì? Se no le mandiamo via, No, non le mandiamo via. Allora ragazze, scusatemi, non ho capito una cosa. Aspetta, facci salutare. Buonasera a tutti! Ciao Betty! Siamo pronti? Io non ho capito una cosa. Queste più stanno andando esclusivino, più stanno invecchiando e più stanno diventando buone come il vino. Cosa dite? Le teniamo così, le congeliamo per altri 10 anni? Le congeliamo così? Allora, intanto l'età avanza, non dico la mia perché io sono Tiziana più giovane, però l'età avanza e quindi sarebbe giusto comunque trovare delle sostitute. Chi ha piacere di partecipare al festival, ma non soltanto al festival ma anche alla nostra associazione, a Chimus, che non fa solo carnevale ma fa tante altre iniziative. Quindi rinnoviamo sempre l'invito a chiunque voglia partecipare che la nostra porta è sempre aperta, ok? E quindi anche noi continuiamo ad essere qui sul palco perché purtroppo non c'è un ricambio. Però... Va bene, arriverà qualcuno che ci cambierà il pannolone dietro. Bene, vi lasciamo allora. Buon festival, Tiziana, buon festival Marcella. Grazie a te Giancarlo. All'inizio del festival ci c'è una marea di bambini. Quest'anno siete stati tantissimi bambini ad iscrivervi e vi ringraziamo per questo, perché comunque per noi quest'anno è un anno particolare. L'associazione siamo veramente ridotti, a numero ridotto per tanti motivi familiari, di salute eccetera. Infatti avete visto che eravamo anche in pochi sul palco e quindi comunque abbiamo deciso di fare ugualmente il festival e anche la band d'accordo con noi, perché non andava bene comunque saltare il carnevale, perché dobbiamo dare comunque un segnale al paese e a tutti, ed è giusto comunque continuare. Siamo pochi ma continueremo sempre con la vostra collaborazione. Tutti i mesi cosa raccogliere oggi? Quindi iniziamo con i bambini. Chiamiamo sul palco Giorgio Luiu, Alessandro Farina, Mauro Lunesiu, Giulia Corda, Giuseppe De Murtas e Ivan Tuveri, che cantano Guarda come dondolo.
Rimane Giulia, chiamiamo Luisa Giovanetti. Luisa Giovanetti. Vieni lui. Cantano. Basta. Si prepari bottiglie vuote. Giulia Soru, Angelo Sanna e Antonio Farina. Cantano Bottiglie vuote. Si preparino numeri la notte.
mondiale.